Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti qui a Badesi al campo comunale Gianni Ognutu, dove sta per cominciare il primo memorial Giovanni Andrea Stangoni in onore dell'ex sindaco, in onore di una persona amata qui a Badesi per quello che ha dato alla comunità. E allora nell'anno della sua scomparsa il figlio Mirko Stangoni ha deciso di dedicargli questo memorial, che allora esordisce, sarebbe già dovuto esordire a maggio, ma il clima ha costretto l'organizzazione a rinviare la data al 3 giugno, al 4 giugno anzi. Categoria giovanissimi. Come è strutturato questo memorial? È un quadrangolare, 2 semifinali, poi una finale terzo e quarto posto e una finalissima. L'arbitro è il signor Andrea Oggiano, anche lui di casa, lui di Badesi. Le squadre invece sono la Torres Academy in rosso-blu, in bianco invece la Trinità d'Agultu. Categoria giovanissimi, 7 cambi come normalmente è, tempi però più ristretti essendo una giornata interamente dedicata al calcio. 25 minuti per tempo, 10 minuti di pausa. In caso di parità nei 50 minuti, chiamiamoli così, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Allora abbiamo una sorpresa naturalmente per tutti quanti voi. È venuto a dare il calcio d'inizio di questo primo memorial Stangoni il capitano della Torres, Gigi Scotto. E allora l'applauso per Gigi Scotto, capitano di una Torres assolutamente presente in questo primo memorial Stangoni, chiamato anche Coppa Baia delle Mimose. Sarà il capitano della Torres del calcio d'inizio, una Torres che ha aggiunto una fantastica salvezza nell'anno del suo ritorno in Serie C. Diciamo una Torres molto presente. La finalissima di questo primo memorial sarà infatti commentata da una delle voci ufficiali della Torres, Francesco Salis, che è sempre stato al fianco della Torres negli anni al di sotto della Serie C. E allora si aspetta insomma che le squadre siano schierate e che si possa cominciare. Ci siamo. Stiamo per dare il calcio d'inizio ufficiale di questo primo memorial Stangoni. Quindi, quando vuoi Gigi. E quindi, buona fortuna ragazzi, un grande ringraziamento naturalmente. Dovrebbe essere iniziata, anche se ovviamente ci deve essere un vero calcio d'inizio adesso. Grazie a Gigi Scotto. Adesso però Oggiano dà veramente il via alla prima partita di questo memorial. Primo pallone combattuto, adesso gestito dalla Torres. Palla regata a destra. Si riparte da dietro da Sanna, che va per Bou. Cerca il possesso palla in questo inizio la Torres. Con il pallone per Micheli, che poi allarga. Dettori cercato di servire l'inserimento di Stangoni. Arriva il primo calcio d'angolo. Tutto il Trinità dentro la sua area. Il pallone che sfugge
E viene messo dentro allora da Garofalo per l'1-0 della Torres. Arrivato dopo meno di 2 minuti. E allora, questo è il primo gol della storia del Memorial Giovanni Stangoni. Questo pallone verrà conservato, infatti avete già visto che è stato portato fuori dal campo. E alla fine della partita, anzi del torneo, verrà firmato da chi tra Torres e Trinità vincerà questa partita. Avrà lo stesso destino il pallone invece utilizzato nella finale per il primo posto, un modo per rendere in qualche modo eterno questa prima edizione del Memorial. Gioco che è intanto ripreso, sempre con la Torres a giocare, a fare la partita. Il tentativo di cross di Dettori è spinta, allora rimessa con le mani. Stavolta fuori gioco. E allora Trinità che potrà provare a tentare un primo attacco. Lo prova con questo lancio lungo verso Garruccio, che non è riuscito però a controllare. E allora si riparte dal possesso palla della Torres. Garofalo. Micheli, forse pensa al tiro, lo prova. Questa volta buono l'intervento di Carbini. La chiusura poi. Non c'è stato una deviazione. Alla fine infatti è rimessa dal fondo. Affidata a De Placi. Va a lungo il controllo con il petto di Addis, disturbato da Garofalo che gli toglie il pallone. Se ne va poi via sulla sinistra il numero 9 che guarda in mezzo. Il cross dei Tori quasi si porta davanti, non riesce ad andare alla conclusione. Poi Niedu gioca all'indietro. Il colpo di testa di De Tori sul cross di Stangoni. Palla che si spegne sul fondo. Allora ancora una rimessa al fondo. Prova a giocare adesso il Trinità. L'apertura per Addis che non riesce però a tenere il pallone in campo, non era facile. Si riprende la Commanca che cerca Garofalo. Sempre spazio. Il numero 9 della Torres che va verso il fondo questa volta. Mette anche il cross. La palla passa pericolosa. Prova invece adesso per un secondo a imbastire un contropiede il Trinità. La chiusura di Imbo. Non è poi riuscito Nurra a trovare uno dei suoi compagni in avanti. Si chiude l'1-2 con Serra che aveva cercato questo scambio. Adesso sta trovando più coraggio anche nel pressing il Trinità. Tanto occhio al cross in mezzo, allontanato. Si gioca però ancora nella metà campo dei bianchi. Stangoni può pensare al cross, la mette bassa per il tentativo parato, poi anche il muro involontario. Un'altra
conclusione questa volta di Micheli, deviata. E allora calcio d'angolo. Buona però la prima parata di Carbini sul tentativo di Nieddu. Occhio però a questo angolo. La palla ancora passa. Non riesce ad allontanarla. Micheli con deviazione di un difensore. Anzi, Puccioni dovrebbe essere stato, non Micheli. E comunque 2-0 per la Torres. 7 minuti passati. Parità abbastanza indirizzata per i rossoblù, che hanno comunque un tasso tecnico più alto, si vede. E che prova a metterlo in mostra in ogni azione. Il pallone non controllato da Nieddu. Anche Sanna può ripartecipare all'azione. Aveva già toccato una volta il pallone nei primi secondi. Mentre il lancio per Puccioni, l'intervento in chiusura da parte di De Placi. La rimessa per Puccioni, in mezzo a due, alla fine non riesce a controllare. Ancora Torres però. Nieddu è venuto incontro e poi ha giocato all'indietro. Adesso Garofalo ha sempre un po' di spazio. Cerca Nieddu, non lo trova. Poi Serra in qualche modo ha provato, forse quasi con un braccio, anche se era attaccato al corpo. Torres che però si fa pericolosa con Puccioni, che si gira molto bene, incrocia. Ha ruotato intorno al suo piede perno e col mancino l'ha messa all'angolino. 3-0. Appella la rete del 3-0. Soprattutto per la giocata tecnica nella preparazione al tiro. Allora, possesso palla adesso per il Trinità, vedremo se riusciranno ad alzare un po' la testa i ragazzi in maglia bianca, che però non riescono ad avvicinarsi alla tre quarti della Torres. E allora Micheli prova a cambiare, colpisce invece Nurra, che poi però è il primo a tornare indietro, dare una mano a pressare. Tentativo di premiare nello spazio uno tra Serra e Adis. Palla facilmente letta però da Tellini e poi Sanna va a cercare subito Garofalo. Si apre lo spazio allora e prova a prenderselo tutto il numero 9, che poi non riesce a dare abbastanza forza alla palla per allungarsela ancora, ma è venuto subito in suo aiuto. Manca che adesso potrebbe anche provare a mettere in mezzo. Intanto entra in area, arriva il cross, Carbini molto bene, blocca. Il lancio lungo, Tellini, Garofalo sempre nel livello del gioco. Micheli poi passa in mezzo a due, cerca Puccioni, buono il servizio, Puccioni ringrazia, mette dentro il gol del 4-0, la doppietta personale. Anzi, tripletta personale. E allora nella prima partita
del Memorial Stangoni. C'è anche la prima tripletta. Tanto prova a prezzare la dismanca con lucidità. Sombrero e poi fa la giocata ai suoi compagni. Micheli, sale anche Tellini adesso, l'apertura a destra premiare Dettori, che in qualche modo riesce comunque a far la sua. Puggioni, la sponda, il tentativo di Nurra che rimbalza debole, si spegne sul fondo. Addis riesce a vincere il duello con Garofalo, poi non ha però trovato Garruccio e allora sulla destra la torre sbaglia, ma ha ancora il possesso. Boh, ci sarebbe Tellini vicino a lui, sceglie di andare in avanti. Nurra, servito Garofalo. Ancora Nurra alla fine che cerca la conclusione in due tempi. Carbini. Tanto la palla è buona per Puggioni. Puggioni questa volta guarda in mezzo, trova Niedu che centra il palo. Secondo tentativo murato. Un pizzico di sfortuna per Niedu, poi l'1-2 premia Garofalo ancora col mancino. Palla fuori. Da questa parte Adi spazio in mezzo a due, allora va il numero 6 del Trinità che cerca il pallone in mezzo per l'inserimento di Garrucci, non trovato anche per la buona uscita di Sanna. Torres che poi appena prende palla ha tanto spazio, c'è sempre un Garofalo pronto a prenderselo, vuole andare da solo, volta nel momento clou si è allungato troppo il pallone, c'è però Puggioni a rendersi pericoloso, vince il rimpallo poi Carbini, esce e fa sua la palla. Il rinvio lungo, testa Tellini. La fa uscire, questa volta manca per evitare di correre rischi sulla pressione di Adis. In verticale poi Puggioni si gira, il tempo per pensare, cerca l'apertura per Dettori che questa volta in mezzo a due si deve arrendere, ma solo per un momento perché poi viene incontro di Nurra, il rimpallo aiuta la Torres. Micheli allora cerca il tiro centrale, Carbini la tiene lì. «15 minuti di gioco». Torres che avanti 4-0, che cerca il 5-0. Con questa conclusione ormai sta diventando quasi una sfida personale per Micheli, che appena ha spazio prova a ritagliarsi quei centimetri per calciare dal limite dell'area. Di testa Bow. Adesso Addis prova a dare una mano Serra, disturbato
Può provare ancora a lottare su questo pallone però Garruccio, senza successo. Poi la palla allontanata da Spagnolo. Prova il Trinità a combattere comunque quando riesce a portare il pallone più avanti. Poi alla fine ha sempre la meglio la tecnica dei rossoblù che si fanno avanti con il solito Garofalo. Micheli cerca la conclusione anche stavolta. Facile da leggere, però poi Addis prova a tenere la sfera in campo. Nulla da fare per lui. Allora di nuovo tempo di difendere per i ragazzi in maglia bianca. Puggioni si gira, Puccioni, questo cross per Niedu, Dettori la rimette in mezzo, ancora poi Dettori ha visto Micheli, la palla allontanata, Garofalo, ancora Garofalo in mezzo a tre avversari, ha provato a dribblarli tutti ma aveva un muro praticamente di fronte. Nurra cerca invece una conclusione interessante, questa volta l'ha alzata, ha dato più forza. Facile comunque bloccare per Carbini. Dettori perde il rimpallo contro Zirattu. Però ancora in zona pericolosa Zirattu. Mania passa con una buona giocata, cerca poi di verticalizzare Carrucciu contro Stangoni, prova a passare, se la porta fuori però. Prova a salire tanti metri, manca poi il tacco di Puggioni. Tacco però fino a se stesso. Interessante invece l'idea dell'imbucata di Mania, dove ha provato a lanciarsi nello spazio serra. C'era anche Addis mentre scorre il pallone fino alle braccia di Carbini. Ha mancato il controllo di Edu. Sul rinvio poi di Carbini, Addis ci crede più degli altri, se la porta sul sinistro, ma è lì ad attenderlo Stangoni, ha recuperato allora la Torres. Che negli ultimi minuti sta comunque riuscendo meno a essere pericolosa, anche se adesso Puggioni ha provato a fare tutto da solo, buoni due dribbling, poi il raddoppio proprio alla fine, hanno evitato che il pallone potesse arrivare in mezzo. Sarà comunque calcio d'angolo quando sono passati 20 minuti, siamo negli ultimi 5 del primo tempo. Mentre arriva il primo cambio e quindi cambio prima della fine del primo tempo, tra l'altro per un Addis che era tra i migliori dei suoi. È entrato un ragazzo con la maglia numero 21 che purtroppo non ci è stato presentato, allora non sappiamo dirvi il nome.
Calcio d'angolo dalla destra per la Torres. Da lì è arrivato il primo gol nella storia delle Memorial. Arriva un cross pericoloso, Carbini, la palla resta dentro l'area delle Trinità. Garofalo la rimette in mezzo, di testa allontanata, ancora maglia rossoblu, il tentativo di rovesciata. E allora poker con questa rovesciata per Puggioni. E questa volta non vuole sbilanciarsi troppo nell'esultanza, ma è evidente la soddisfazione per questo bel gesto tecnico. Alla fine segnare in rovesciata è un po' quello che vorrebbe fare chiunque giochi a calcio. Mentre Puggioni adesso, tunnel, cerca un'altra conclusione dalla distanza. Mentre si muovono entrambe le panchine, vedremo sicuramente cambi a fine primo tempo. Vedremo quanti ne può fare di più la Torres. Mentre Puggioni si invola, perde il tempo, cerca niente, comunque tutto fermo per posizione irregolare. Ma tutta la punizione, lunga, di testa Tellini. Riesce a giocarla. Il nuovo entrato, alla fine chiuso anche lui. E torna subito da Puggioni, l'apertura per Dettori con il controllo, va via. Nurra, Micheli disturbato. Decisivo il disturbo di Chirgoni, che adesso di testa ha cercato Mania senza trovarlo. Allora Garofalo, la finta ancora in mezzo a due, però non passa. Palla ancora di Niedu che cerca la conclusione deviata sulle Nascere. La tiene lì Carbini. Ancora Torres, ultimi probabilmente secondi di questo primo tempo. Pallone nello spazio per Puggioni che può controllare la chiusura e il rischio di autogol. Alla fine la tiene Carbini ed è anche l'ultimo brivido di questo primo tempo. Torres avanti 5-0 in quella che è la prima partita nella storia del Memorial Giovanni Andrea Stangoni. Adesso per noi spot. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira.
las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos. Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nadie ve. Cuando nadie ve. Y me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos. Y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nadie ve. E siamo tornati allora, tutto pronto per il secondo tempo di Torres Academy Trinità da Gultu. Primo tempo che si è chiuso 5-0, ci saranno cambi però da entrambe le parti. Adesso cercheremo di vedere insieme quali saranno i cambi, soprattutto per un Trinità che ha dovuto attendere l'arrivo di alcuni giocatori fino agli ultimi minuti a ridosso del fischio d'inizio. Questo ci ha dato qualche piccolo problema di distinte, problema che risolveremo, che verrà risolto già prima della finale. Ormai a meno di quasi miracoli sportivi sarà terzo o quarto posto, la prima del pomeriggio. Mentre Oggiano adesso controlla che si possa riprendere è iniziato in questo momento il secondo tempo. Partita al sicuro per la Torres, che però dovrà giocare ogni minuto con impegno, perché poi in poi ci sono anche i premi personali in questo Memorial. Verranno infatti premiati alla fine del torneo il miglior portiere, il miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, MVP. E allora magari uno come Pugioni potrà anche già pensarci all'eventualità di vincere il miglior attaccante o l'MVP. È appena iniziato questo Memorial, ma Pugioni si sta già candidando assolutamente al titolo quantomeno di miglior attaccante. Ovviamente bisogna ancora vedere il livello delle altre due squadre del Latte Dolce della Valle d'Oria, che si affronteranno nella seconda semifinale. Le perdenti di queste due semifinali si affronteranno poi nel primo pomeriggio per il terzo posto. Le due vincitrici ovviamente invece giocheranno la finalissima. Rischioso passaggio questa volta, e allora Torres che prova a farsi pericolosa. Aveva cercato di allontanare il pallone da una zona pericolosa. De Placi
complicando invece la vita ai suoi compagni. Ma Trinità che può assolutamente permettersi di giocare senza farsi troppi problemi, senza ansie. Adesso deve difendere. Pallone messo in mezzo. È Spagnola, provare ad allontanare. Aiutato poi da De Placi, ma ciocca ancora la Torres. Manca. Il cross in mezzo. Poi palla allontanata. Cross a cercare Pilo. Entrato allora all'inizio di questo secondo tempo. Proprio al posto di Puggioni. Attenzione all'angolo. Arriva il cross, la palla che passa alla fine allontanata. Ma può ancora giocare la Torres con Manca che rischia in questo dribbling. Bella giocata adesso. Boh, riesce quantomeno a rallentare la ripartenza. Poi Stangoni usa il fisico contro Chirgoni. Alla fine si prende anche il calcio di punizione il capitano della Torres. Non sono passati 3 minuti di questo secondo tempo. Boh, 2 volte lo scambio con Stangoni che nello spazio potrebbe servire Pilo, così è disturbato da De Placi. Bravo anche il numero 3 del Trinità a conquistare la rimessa dal fondo, che batterà lui stesso. Assaggiala se ti piace. Palla però regalata alla Torres, recuperata per un secondo da Mania. Garofalo più centrale ormai. Dai Andrea, prendila però. Ancora la Torres. Garofalo passa in qualche modo, poi si complica la vita, cerca anche la conclusione. Murata. Poi prova a ripartire il Trinità. Attenzione, pallone nello spazio. Supera uno contro uno. Boh, si lancia verso la porta, ma si allunga troppo. E allora diventa praticamente una conclusione comoda da abbracciare per Sanna. Ma finalmente un cenno di vita anche lì in attacco. Un'azione pericolosa per i ragazzi in maglia bianca che adesso devono difendere invece da Poli. Anzi da Pilo, che mette dentro il 6-0. E allora entra e segna Pilo. Sei troppo bello. Arbi. Come ti si può secco? Arbi. Ci prova adesso il Trinità. Potrebbe anche mettere in mezzo dove c'è Garrucci che vorrebbe palla. C'è il calcio di rigore. Il calcio di rigore. Anzi no. Alla fine dovrebbe essere stato fuori gioco, quindi alla fine per un secondo l'arbitro aveva fischiato il rigore. Ma Trinità che ci sta provando, che sta cominciando a creare più di qualche problema alla difesa della Torres. Green adesso, Stangoni la controlla con l'esterno, riesce anche ad eludere per un momento l'intervento di Bianco. Si è però poi portato fuori il pallone e allora adesso gioca il Trinità. La chiusura di Garofalo. Riparte la Torres. Buono il pallone nello spazio per Manca. 7-0.
bravo a incrociare. Bravo però anche Micheli a vedere prima di tutto e poi a realizzare questa imbucata. Pallone alzato, non ho trovato nessuno però, ma almeno in questa ripresa si gioca anche di più nella metà campo della Torres, che poi ovviamente ne approfitta perché gli spazi si aprono e diventa pericoloso in ripartenza. Però ho visto anche il risultato, fanno bene i ragazzi della Trinità da Gultu a cercare di costruire qualcosa in più, di rischiare anche per potersi divertire, perché poi in partite così se subisci e basta non ti diverti, e a questa età invece è molto importante divertirsi. Ora però Stangoni cerca la conclusione sul primo palo, Carpini devia in angolo, mentre arriva un altro cambio fuori Garofalo. Dentro De Logu. Senti se sarà stata la copertura allo macro non mi è stato E allora adesso è tutto pronto per poter battere il calcio d'angolo, che anche del guardaline. Micheli mette in mezzo, l'ultimo tocco è di uno dei giocatori della Torres, probabilmente di Grina. Allora tutto pronto per la rimessa che verrà effettuata ancora una volta da De Placi, anzi c'è il cambio. Fuori Tellini, al suo posto certo, mentre pure coperte era stato tutta un'altra cosa. è entrato Sciola con la 3, è entrato anche con la 17 più. Figli miei! Proprio Sciola e più subito protagonisti. Sciola ha recuperato il pallone, più l'aveva comunque affiancato nella copertura, mentre De Logu perde il pallone. Manca sempre lui ormai, diventato esterno alto. Dai sta buono, no? Cosa vuoi, Ciccio? Giuseppe? Mentre invece Muretti per il Trinità al posto di Garrucciu. Buono questo angolo, ce ne sarà un altro dall'altra parte, probabilmente la migliore esecuzione su calcio d'angolo finora in questa partita. Si andrà dall'altra parte con Piu.
Il cross, palla ancora dentro l'area, la conclusione, il salvataggio. Salvataggio sulla linea da parte di Spagnolo. Poi un'altra conclusione, Carmine la tiene lì, quasi gli scappa. Il suo rinvio poi prova a distendersi adesso il Trinità. Doppio passo, l'apertura poi alla fine ha recuperato la Torres, che è sempre avanti 7-0, che vorrà probabilmente, anzi senza probabilmente tenere anche inviolata la porta, mentre buonissima questa costruzione, è mancata soltanto la precisione a Micheli. Che ha anche giocato così l'ultimo pallone della sua partita. Dentro Pireda. L'invio lungo allora. Palla che non passa nello spazio, un Bow attento. Ci sarebbe Dettori ad essere a chiamare palla. Stangoni lo guarda, poi aspetta troppo. Ottiene comunque la rimessa con le mani. Sciola a sinistra. Prova a richiudere Sciola. Alla fine un po' a dare ordine. Un altro pallone però la Torres. Ma solo per un momento. Grina ha un po' di spazio, prova a prenderselo tutto. Buono anche il servizio con conclusione murata. Ci ha provato Pireda, ma ancora vivazione con Pilo. Carmini poi Deplace allontana ma male. Arriva allora a questa conclusione col piattone che si insacca all'incrocio il gol di De Logu. 8-0 allora. Mami. 15 minuti di gioco, ancora 10, anche meno, prima della fine di questa partita. Difficilmente ci sarà recupero con la Torres che andrà in finale e che aspetterà la vincente di Latte Dolce Valedoria. Tanto la chiusura in angolo da parte di Murroni. Dalla bandierina andrà Dettori. Colpisce male. Il rinvio lungo.
Sempre Torres adesso. Trinità che sembra aver perso la verve dei primi minuti di questo secondo tempo. Qua invece l'ultimo tocco alla fine è del capitano della Torres. Stangoni, prova a fare da solo adesso, Stangoni cade, Oggiano vede il fallo, fischia allora il calcio di rigore. Forse un po' leggerino come fischio, visto il risultato anche. Ma voleva questo Stangoni anche per poter andare a batterlo. E allora palla dentro per il 9-0. Resta immobile Carmini. Più di 18 minuti, vicino alla doppia cifra la Torres. Anche per la fiscalità di Oggiano, ma anche giusto alla fine. Anche questo è un modo per dimostrare il rispetto per entrambe le squadre. Mentre l'azione personale con la conclusione ancora deviata. Pierde che ancora una volta ha ricevuto un buon pallone, forse ha aspettato un attimo di troppo per calciare, ha permesso ai difensori di schierarsi di fronte a lui. Boh. Porta palla avanti. Stangoni vorrebbe più movimento dei suoi compagni, rischia un po' sulla pressione di Chirgoni. Poi lo sfortunato rimpallo favorisce il Trinità, azione personale chiusa da Piu, che si porta la palla fino alla bandierina, riesce a ottenere però la rimessa dal fondo. Un Trinità che ha comunque alcuni buoni elementi nella sua formazione. Adesso è più difficile notarli perché di fronte c'è un avversario molto molto più forte. Però speranza è quella che nella finale terzo o quarto posto invece ci sia un avversario più alla pari, comunque più vicino al livello. E allora lì potremmo vedere qualcosa di più. Ancora la palla in verticale. L'1-2 però sta portando avanti l'azione del Trinità. La palla nello spazio poi interessante. Mambo utilizza il fisico, niente da fare per Muretti, che però avrà tutto il tempo per crescere e poter così gestire questi palloni. In questo momento
Una differenza fisica troppo grande tra lui e il difensore della Torres. Siamo vicini alla fine di questa prima semifinale. 2 minuti e poco più. Stangoni passa dentro l'area ancora. Stangoni prova a superarli tutti. Si scontra con Carbini. Poi la conclusione. Palla più sghisciata da parte di De Logo. Quasi diventava un assist per Pilo. La palla adesso nello spazio per Pilo. Buona la sterzata, guarda dietro. E il tentativo murato anche stavolta. Terzo tiro murato per Piredda. Dettori che ormai lascia il divertimento lì davanti a Stangoni, che si prende il calcio d'angolo. Potrebbe essere l'ultima azione pericolosa di questa semifinale. Dalla bandierina Piu. Cerca Dettori, non l'aveva trovato, poi rimpallo l'ha favorito. Di nuovo il cross, bow di testa. Si complica la vita portiere difensore. La conclusione di Piredda, indovinate un po', anche stavolta murata, però questa volta nella situazione nella quale era molto più difficile farla passare. Anzi, questa volta è stato anche bravo prima a farla finta, mentre si gioca, corner battuto, messo in mezzo, arriva, manca con il mancino, palla che resta ancora pericolosa, Green anche lì murato, poi Piredda riesce ad andare col mancino non murato, la palla va fuori ed è anche l'ultima emozione di questa prima semifinale del primo Memorial Giovanni Stangoni. E allora adesso spot per noi e poi la seconda semifinale.